E secondo l'Organizzazione Mondiale della Sanità il virus resterà tra noi ancora a lungo, intanto c'è l'allarme delle Nazioni Unite: per effetto della pandemia si rischiano carestie bibliche. Sentiamo Tiziana Boari. Non c'è cibo né per noi né per i nostri animali. Abbiamo ucciso l'ultima vacca, poi non so come andremo avanti. È disperato l'appello che mi arriva al telefono da Moses Ndiaye, un leader dei Masai, fieri pastori nomadi che vivono tra Kenya e Tanzania. Dal villaggio di Oiloirobi, nel Serengeti, in Tanzania, ai piedi del cratere Ngorongoro, ci dice Moses: le frontiere e le strade sono chiuse, i mercati irraggiungibili. Se non commerciamo, noi non mangiamo. E nelle zone rurali è tornato lo spettro della fame. L'Africa sta vivendo la peggior crisi degli ultimi 25 anni in questo momento di emergenza sanitaria. I mercati alimentari, come altri mercati, sono bloccati, il turismo è fermo, la gente non può viaggiare e tutto questo avviene in un contesto economico di grande fragilità. L'allarme lanciato dalle agenzie ONU dell'agroalimentare: la pandemia potrebbe ridurre in povertà altri 500 milioni di persone in tutto il mondo, avverte l'IFAD, che stanzia 40 milioni di dollari e crea un nuovo fondo per aiutare la filiera dei piccoli produttori, allevatori e pescatori. La disperata corsa contro il tempo è appena iniziata.